il fatto che una donna, una ragazza scrivesse era considerata immorale. E infatti tra le lettere che pubblico ce n'è anche una che ho trovato a Sassari, scritta ad un'amica di quel periodo, quando aveva 18 anni, quindi, in cui lei rivendica l'importanza d'essere scrittrice, la sua scelta di voler diventare scrittrice, e ribadisce che non c'è niente di immorale in questo, anzi, e questo mi sembra un atteggiamento coraggioso in una situazione in cui le donne, la maggior parte delle donne erano completamente analfabete, e quindi lei ha compiuto un gesto rivoluzionario in quell'ambiente, mentre i nuoresi si scandalizzavano. Purtroppo si scandalizzavano anche perché scriveva, anzi solo perché scriveva. E Grazia Deledda che cosa fa? Lo scrive in Cosima, va a visitare una cumbessia e a compiere uno di quei rituali in fondo legati alla Sardegna arcaica, che sprofondano nei millenni. Si porta penna e calamaio, mettendoli in una ciabatta perché non si rovescino, e in una nicchia di queste casettine primitive mette gli strumenti del suo lavoro, compiendo una grandissima trasgressione. Era molto più trasgressivo portarsi una penna in quella situazione che intrecciare un rapporto amoroso durante le feste, perché questo fatto era abbastanza accettato, visto che durante i novenari si viveva abbastanza in promiscuità. In realtà tutta la sua biografia dimostra che il suo è un esempio straordinario di emancipazione femminile, perché lei parte da un contesto sociale quasi diciamo così negativo nei confronti delle donne che scrivono. Vuole scrivere a tutti i costi, vuole diventare scrittrice e vivere di questo lavoro, e quindi si farà poi aiutare dal marito Palmiro Madesani nell'attuazione di questo sogno e progetto che aveva fin dagli anni giovanili. Un sogno, un progetto per esempio che Stanis Manca, il primo di questi, io devo dire purtroppo misogini, che ha incrociato sulla sua strada, come tante scrittrici incontrano personaggi del genere, ha tentato subito di tarparle le ali, perché una donna non può volare in alto, non può avere sogni di gloria, e invece questo sogno lei lo ha portato avanti per tanti anni, fino a conseguirlo, perché ha raggiunto il premio Nobel. De Gubernatis, Angelo De Gubernatis, invece la esaltava in questi suoi sogni, proprio perché De Gubernatis, al contrario di molti suoi colleghi che hanno ostacolato anche lui, era veramente favorevole all'emancipazione della donna, considerava le donne come compagne di strada, compagne di vita, che dovevano camminare accanto agli uomini, avendo tutti i diritti come gli uomini.